E ora parliamo di sanità. Oggi è la giornata mondiale della lotta all'AIDS, una malattia di cui non si parla quasi più ma che continua a diffondersi in tutto il Veneto. Quasi 300 nuovi casi si sono registrati nella nostra regione, 40 nel veneziano. Sentiamo anche le interviste. Torniamo alla cronaca e sentiamo in breve i principali fatti di cronaca della giornata anche dalla provincia. Ultimo giorno di novembre, allora vediamo insieme, ripercorriamo nel prossimo servizio i fatti più salienti, quelli che ci hanno più colpito appunto nel mese che si è appena concluso. Vediamoli. Siamo arrivati alla fine, non ci sono davvero altre notizie, vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente vi auguro una buona domenica, arrivederci. Tutti in caserma questa mattina a Belluno, pompieri in festa per Santa Barbara, giusto un momento di tregua tra un intervento e l'altro, con in testa però ancora lo sforzo che è stato compiuto per l'alluvione dell'11 novembre scorso. Vediamo allora le immagini di questa festa, ma parliamo anche della crisi perché anche i vigili del fuoco, come sentiremo, sono in difficoltà. Parliamo adesso di un avvicendamento. Dopo 10 anni alla guida degli artigiani bellunesi, Luigi Curto è il nuovo presidente della Camera di Commercio. I tempi sono difficili, ma la speranza è che nei suoi 5 anni di mandato si possa vedere appunto la fine del tunnel. Sentiamo il nuovo presidente ai nostri microfoni. Master ad honorem per Leonardo Del Vecchio, il prestigioso centro universitario di organizzazione aziendale di Altavilla nel Vicentino ha voluto dare questo riconoscimento al fondatore di Luxottica, che ha lanciato un messaggio forte: in un mondo globale in crisi l'Italia, dice, è solo un piccolo paese. I giovani devono avere il coraggio di lasciarla e di andare all'estero per cercare fortuna. Sentiamolo. Adesso ci fermiamo pochi istanti, le previsioni del tempo e poi di nuovo in studio. A tra poco. Siamo davvero alla fine di questo notiziario, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto, l'informazione da Belluno e provincia torna domani, se lo vorrete noi siamo qua. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Ormai è ufficiale, con l'aggiudicazione della quota di partecipazione in Dolomiti Bus detenuta dal comune di Belluno al prezzo di 2.250.000 euro, la provincia ottiene così il controllo della società di trasporti bellunese. Infuriati i vertici di Rapdev, socio privato, che si dicono pronti a cedere il loro pacchetto di minoranza. I dettagli. Oltre 500 i lavoratori bellunesi del settore metalmeccanico presenti oggi a Padova alla manifestazione regionale organizzata dalla FIOM CGIL contro la trattativa separata per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Le immagini allora. È il primo cittadino di Belluno, ha dato seguito alle modifiche dello statuto comunale che da qualche mese prevede la nuova figura del consigliere delegato. Oggi al termine della riunione di giunta l'ufficializzazione delle prime nomine. Andiamo a conoscerli allora. Questa mattina incontro in prefettura tra comitati Comuni di Ponte nelle Alpi e ANAS per provare a trovare una soluzione ad un problema che si trascina ormai da anni. In tempi di crisi il pagamento di una cartella di passo carraio può far chiudere un'azienda, denuncia il sindaco. Sentiamolo. Pochi minuti, ci separiamo solo per le previsioni del tempo, tra poco in studio. Saranno i Los Masadores, i protagonisti della prima serata di Antena 3 Nord-Est. Questa sera infatti alle 21 andrà in onda lo spettacolo Veneto Nuvole, durante il quale i Norcini del Rock hanno presentato il libro omonimo che li vede protagonisti, scritto da docenti universitari, Monica Rufatto e Massimo De Marchi, musica. Però vediamo subito un assaggio di questa trasmissione. Staremo a vedere infatti un po' le novità. Adesso un'altra pausa, ci sono le previsioni del tempo, rimanete con noi, a tra poco. Adesso invece facciamo il punto, un po' il bilancio dello sportello antisuicidi che è nato in primavera, ad opera proprio attivato dalla Confartigianato Asolo Montebelluna con il supporto del Caritas e dell'USL 8. Sentiamo i numeri. Ci spostiamo adesso nel bellunese per la serata cortinese per X News. Ieri sera in uno dei salotti più esclusivi del centro ampezzano si è parlato di politica, dell'anno che verrà e del primo anniversario del Blitz dell'Agenzia delle Entrate. Guardiamo le immagini e i passaggi più interessanti della trasmissione. Eccoci di nuovo in studio, con le previsioni del tempo si chiude questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione, il notiziario Veneto torna lunedì. Arrivederci.